Promuovere il Made in Italy nei mercati esteri attraverso le eccellenze venete nel comparto del legno. Con questo obiettivo ben chiaro, Venice Promex, agenzia per l'internazionalizzazione delle aziende, ha organizzato 2 giornate di incontri su scala europea. Nella splendida cornice di Villa Braida a Mogliano Veneto si sono riuniti operatori esteri e professionisti veneti in un appuntamento per conoscere le offerte reciproche e concludere affari. Il punto di forza di questo settore è il vero e proprio Made in Italy, perché la creatività, le materie prime che vengono adoperate sono di assoluto valore. L'importanza di questi incontri è il fatto che si possono trovare a tavolino delle effettive collaborazioni, dei partenariati tra i nostri imprenditori e in questo caso operatori europei. Ma quello che è ancora più interessante è che attraverso questa politica di alleanze noi potremo affrontare nuovi mercati, quali ad esempio quelli dell'America, piuttosto che dei nuovi BRICS. Ecco, questa politica di alleanza, questo conoscersi può sicuramente mettere in luce la grande forza e il grande valore del Made in Italy. Il settore del legno arredo conta nel nord-est oltre 4.400 imprese esportatrici che da sole fatturano il 44% di tutto l'export italiano del settore. In testa a questa locomotiva le province di Treviso e Pordenone, una vera forza motrice per l'economia. Negli ultimi mesi il settore ha iniziato ad accusare i colpi della crisi, rallentando la crescita. Da qui la necessità di promuovere le eccellenze venete del legno nei mercati internazionali. In questo momento il nostro settore ha bisogno di sviluppare determinate attività perché in questo momento proprio stiamo vivendo un po' di tranquillità per quelli che sono gli sviluppi territoriali e anche lo sviluppo delle nostre aziende. Quindi abbiamo la necessità di implementare soprattutto la nostra attività anche per un prossimo futuro. Dopo il forum dell'economia alla Camera di Commercio di Padova e un convegno dedicato agli operatori esteri, Villa Braida si è trasformata per un paio di giorni nella piazza più interessante del settore. Grazie agli incontri B2B, qui l'offerta delle aziende venete ha incontrato i compratori europei, un progetto che è puro ossigeno per il legno arredo, risultato della stretta collaborazione tra Venice Promex, Confartigianato Imprese Veneto, Confindustria Veneto Est e Unicredit. Confindustria Veneto Est rimane a fianco delle imprese del settore, aderendo a iniziative come questa, quindi di incoming di operatori esteri, proprio perché la vocazione all'estero di questo territorio è spiccata e quindi cerchiamo di incoraggiare e mantenere questa presenza nei mercati esteri. Oggi pensiamo che un'impresa su 4 di questo settore è del nord-est, 1 euro su 3 è fatturato in questo territorio. Una banca come la nostra, internazionale, presente in moltissimi paesi europei, può dare un grande contributo.